Buongiorno e benvenuti a tutti. Allora, oggi chiudiamo il ciclo di incontri che l'Ateneo ha voluto dedicare a Marco Polo. Dopo l'Odissea mirabolante ai confini con l'intelligenza artificiale che ci ha presentato Andrea Nanetti nell'ultimo Rendezvous, ritorniamo con i piedi per terra, su un terreno più solido, e concludiamo questo viaggio, sicuramente meno intrigante e meno avventuroso di quello affrontato dai nostri mercanti. Lo concludiamo insieme al nostro ospite, Vittorio Formentin, professore ordinario di Storia della Lingua Italiana presso l'Università di Udine, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, dove coordina la sezione di Italianistica. Ma Vittorio è anche editore di testi italo-romanzi e direttore di prestigiose riviste e collane, quali Lingua e Stile, Scrittori italiani e testi antichi dell'Accademia della Crusca di Firenze e Quaderni delle Carte Vulgares Antiquiores di Roma. Con il suo aiuto cercheremo di dipanare una storia intricata e intrigante che da Marco Polo discende, ma che non lo vede stavolta in primo piano. A dominare il campo narrativo sarà infatti oggi una illustre signora, la figlia Fantina, sposata in Bragadin, protagonista di un sacrosanto contenzioso giudiziario da lei scatenato nelle opportune sedi e felicemente concluso dopo decenni nel 1366. È una vicenda che mi ha intrigato molto, che ho presentato anche al Festival della Letteratura di Mantova con Lella Costa, con la quale ho condiviso una appassionata serata di lettura e narrazione nel 2015 e nella quale ho irretito, con poca fatica in realtà, il qui vicino compagno di lavoro. Confesso infatti con animo sereno che quando dal comitato scientifico preposto all'edizione critica dei documenti relativi alla vita di Marco Polo, che farà capo al codice diplomatico poliano di cui è coordinatore Andrea Nanetti, allora quando dal comitato scientifico mi venne proposta per uso capione, visto che me ne occupavo da anni, e affidata la vicenda di Fantina, decisi di sceglierlo come compagno di strada. Averlo al fianco significava assicurarmi la sua straordinaria competenza di storico della lingua, che avevo avuto modo di apprezzare nei decenni di lavoro in sala di studio, dove mi poneva quesiti da cui scaturivano inevitabili missioni impossible nei silenziosi e austeri depositi monumentali dell'archivio. Poi li vedremo scorrere nella loro facies ottocentesca e anche nella attuale nuova sistemazione. Quesiti che, per quanto difficili, sia per dovere d'ufficio, sia per una questione di orgoglio archivistico, mi sentivo moralmente impegnata a risolvere, salendo e scendendo per le vetuste scale dell'antico convento francescano, a scovare buste dimenticate da Dio e dagli uomini, perché quello che lui chiedeva di consultare naturalmente giaceva intonso da secoli sugli scaffali più alti e impolverati, peraltro scortata dal mio fido scudiero, che vorrei ricordare oggi, Lorenzo Roman, un collega meraviglioso e soprattutto molto più alto di me, quindi quando non ci arrivavo io provvedeva lui, che aveva anche a cuore la mia vita e come me amava fare il segugio in una caccia al tesoro appassionante, conclusa a volte con esito felice
credo, se mi ricordo, e dalla quale ho comunque imparato tantissimo. Capite bene che se su 60 chilometri d'archivio il professor Formentin chiede la busta unica, era davvero da mettersi le mani nei capelli. Comunque, qualche volta ce l'abbiamo fatta. Allora, ricevuto l'incarico dal comitato scientifico, ci siamo presi cura e carico di Fantina e della sua sentenza. E oggi vogliamo presentarvene l'esito a conclusione dei circa 2 anni di lavoro condiviso in sala di studio ai Frari. Parliamo di un documento, uno solo, entrato comunque di diritto nel codice diplomatico poliano, anche se è datato all'anno del Signore 1366 e quindi siamo a più di 40 anni di distanza dalla morte di Marco Polo. E anche se non è prodotto ovviamente in vita da Marco Polo e non parla nemmeno direttamente di lui, ma attraverso un percorso trasversale ci riporta comunque a Marco Polo in linea retta, laddove rievoca il momento che conclude solennemente la sua vita, il testamento del 9 gennaio 1324. Allora vi mostro un po' una panoramica di questo meraviglioso luogo dove ho lavorato per 42 anni, il complesso monumentale del convento francescano dei Frari. Vedete anche i 2 chiostri, adesso il secondo è stato restaurato recentemente, e vedete i depositi monumentali in questo color seppia perché sono fotografie che abbiamo tirato fuori dall'archivio dell'archivio quando con Claudia Salmini abbiamo rievocato i 150 anni della scuola di archivistica, paleografia e diplomatica. Allora abbiamo ravanato, come dicevamo noi, in mezzo a questi documenti che narravano la storia dell'archivio, non più del convento, e abbiamo trovato queste fotografie meravigliose che vi propongo. Allora, questa immagine degli archivi giudiziari, i depositi, quando vi parlo dei 60 chilometri, capite cosa vuol dire andare a recuperare una busta sullo scaffale più alto. Ecco, era lì che naturalmente si trovava la busta unica del professore. Questa è un'antica immagine della Sala Regina Margherita, è la sala che è stata dedicata a Margherita di Savoia quando venne in visita all'Archivio di Stato, naturalmente vari decenni fa, gli archivi della Cancelleria Ducale, la Cancelleria Segreta, dove si conservano le grandi serie dei dispacci degli ambasciatori, che è la serie archivistica più consultata dallo secolo scorso, visto che gli ambasciatori veneziani erano presenti in tutte le sedi principali d'Europa, teste coronate, ma anche i signori stati come ad esempio l'Olanda, e di conseguenza l'immagine che gli ambasciatori veneziani inviavano, trasmettevano a Venezia, oggi viene studiata dagli inglesi, dai francesi, dagli spagnoli, dai tedeschi, proprio per capire che cosa del loro paese veniva colto da questi attentissimi osservatori. Un'immagine degli archivi notarili, che sono immensi e sconfinati, Savia le decime, ovvero gli archivi fiscali, il pagamento della decima era il pagamento della tassa sui beni immobili, il refettorio antico, oggi sala di studio, in 2 immagini, e quella meravigliosa chiostro della Santissima Trinità su cui affaccia l'attuale sala di studio. I chiostri sono 2 e su questo arcone che sovrasta l'antico pozzo c'è appunto questa immagine della Trinità. Allora, parlavamo del testamento di Marco Polo, 9 gennaio 1324. Questo è il documento che si conserva alla Biblioteca Nazionale Marciana ed è stato recentemente edito da Attilio Bartoli Langeli in un volume miscellaneo a cura di Tiziana Plebani.
Ecco, di pure la bruttissima scrittura. No, vista. è una scrittura estremamente... Guarda che devi parlare. Sì, funziona. Semplicemente volevo dire che il notaio estensore di questo documento, sì, datato, dicevo, 9 gennaio 1324, ha una scrittura davvero assai poco elegante, molto rozza, e anche quindi di difficile lettura in alcuni casi. Solo questo a me serviva per fare poi il confronto con la bellissima cancelleresca molto nitida invece del nostro documento del che adesso 13 vediamo. luglio 1366. No, sono andata, ecco qua. Allora, riprendiamo la storia. Allora, a partire dal testamento la scena si allarga e entrano in campo figure che nella biografia del nostro erano tendenzialmente rimaste sullo sfondo. In primis le figlie, istituite eredi universali, poi i mariti, i rispettivi figli e figlie e via via i nipoti. E a questo punto la storia si complica, comincia a registrare fratture e dissonanze, a riempirsi di mala verba et litigationes, di voci, alterchi e contrapposizioni frontali. E dall'interno della grande casa nella parrocchia di San Giovanni Grisostomo emerge la realtà di una unione non felice, una delle tante peraltro di cui sono testimonianza gli archivi giudiziari ieri come oggi. Una unione che andrà avanti per oltre 40 anni, fino a che la protagonista, Fantina appunto, raggiunge il suo obiettivo e ottiene finalmente giustizia. Allora torniamo al documento che ce ne parla. Questa sentenza, emessa il 13 luglio 1366, si conserva all'Archivio di Stato di Venezia nel fondo dei procuratori di San Marco, e capiremo perché. All'interno di un fascicolo che nel linguaggio tecnico giuridico veneziano si chiama commissaria, intitolato al marito di Fantina, cioè a Marco Bragadin. È scritto su una pergamena dalle dimensioni imponenti. Parliamo di un'altezza massima di 1050 mm, cioè parliamo di 1 metro di altezza, più di 1 metro, e una base di 530 mm, quindi mezzo metro, dove, con dovizia di citazioni tratte da un intrico di scritture private, quietanze notarili e sentenze precedenti, il che la rende difficile ma molto preziosa, il notaio di cancelleria registra la contrapposizione aspra e forte tra 2 autorità dello Stato. Contrapposizione naturalmente provocata dalla Nostra Signora. Il documento si estende su 99 righe di testo, come vedete belle fitte, parla molte lingue, come ci spiegherà più dettagliatamente Vittorio, e racconta e racchiude, come una matriosca, molte e molte storie. Ci parla, ad esempio, di un eccezionale contesto normativo grazie al quale l'antica Repubblica già nel secolo XIV provvedeva a tutelare le vedove e i loro diritti. Allo stesso tempo attesta le controversie scaturite in seno alla famiglia Polo Bragadin, le contese ereditarie che vedranno schierarsi l'un contro l'altro armati. I documenti spesso registrano la preposizione contra, Fantina contra Marcus, contra Marcum, il che la dice lunga. Quindi l'un contro l'altro armati, marito e moglie. Se infatti le 3 eredi dirette di Marco Polo, le sorelle Fantina, Belella e Moretta, istituite nel testamento del padre omnes tres equaliter suas legatarias et heredes universales, avevano diligentemente adempiuto alla volontà paterna e si erano spartite pacificamente. Il padre dice equaliter e su questa divisione
Eguale non c'erano state controversie, non risultano. Si erano dunque suddivise l'intero patrimonio rinvenuto nella casa di San Giovanni Grisostomo in tres partes, ut tres erant sorores, quindi non c'è da discutere. Non altrettanto pacifici erano stati gli accadimenti successivi, perlomeno nel caso di Fantina. Questi sono i fatti puntualmente esposti dalla Nostra Signora e registrati nella sentenza a suffragare la sua deposizione. Questo quindi la narrazione. Subito dopo la morte di Marco Polo, il Bragadin, grazie al matrimonio, entra nella grande abitazione di famiglia e vi si insedia da padrone, come ricorda con parole incisive ed eloquenti la coniuge, et dominabatur tocius domus, era il Signore. Non bastasse, della suddivisione, ma ancora prima dell'inventario relativo all'intero patrimonio di beni mobili del suocero, ovvero tra tante cose arnesie, massaricie, suppellectilia e talia, sulla base del quale poi le tre sorelle procederanno alla divisione, si era incaricato, in virtù di non si sa quale prerogativa, lo stesso Bragadin, che, ripete Fantina, totum facebat, quindi entra in casa e fa tutto. Una volta concordata la divisione ereditaria, le sorelle si portano via le loro cose, mentre la ricca Fantina, rimasta a vivere nella casa paterna con il marito, si trova repentinamente espropriata di ogni suo bene. Il Bragadin si impadronisce infatti del patrimonio e della casa. Le parole che anche in relazione a questo ulteriore passaggio usa Fantina sono chiare e forti. Tercia pars, in eadem domo abuisset, entrò nella sua manu et potestate. E dal via il Bragadin ha una gestione separata ed esclusiva, esautorando la compagna della sua vita da ogni decisione circa l'amministrazione del patrimonio e rifiutandosi allo stesso tempo di dar conto del proprio operato. Di cosa parliamo questa tercia pars? In che cosa consiste? Il testamento tace, dice solo siano eredi universali Fantina, Moretta e Belella, le mie 3 figlie. Sarà proprio la sentenza del 1366, quindi a 40 anni di distanza, e a monte la battaglia giudiziaria ingaggiata da Fantina contro il marito, che ci consentono oggi di dare una risposta, dati alla mano. Ma sarà Vittorio a farlo, quindi ancora un po' di pazienza e un po' di suspense prima di essere introdotti all'interno del regno casalingo di Marco Polo, ora Polo Bragadin, in quelle stanze dalle quali, leggendo la sentenza, emergono particolari, suppellettili e arredi, ma anche oggetti personali e ricordi, come ad esempio la camera che dormiva Moretta o la collana d'ambra e d'argento Fo d'Agnesina, che sulla base di un documento inedito proposto da Marcello Bolognari va identificata, e questa è veramente una novità, con la figlia naturale di Marco Polo, nata prima del matrimonio con la legittima consorte Donata Badoer, da cui nasceranno le nostre 3, della quale Marcello Bolognari ha individuato il testamento in data 7 luglio 1319, quindi una figlia che presumibilmente è premorta al padre. Parlavamo di stanze e di magazzini dove si sono accumulati brazza di seta e drappi a oro, monete d'argento, sendadi blanchi, catai, anelli d'oro, rubini e turchesi, e tovaglie e letti, tantissimi letti. Io mi sono domandata, ma in quanti dormiva in quella casa? Perché ci sono 20 letti.
corredati di lenzuola, di coltre e di traponte. È inevitabile, la documentazione che la storia ci ha consegnato, dai testamenti, e ricordo solo un flash, lo splendido documento del maggio 1574 che Federica Ambrosini ha presentato al convegno Donne e Giustizia la settimana scorsa, in cui Camilla, moglie di Pietro Girardi, dispone in favore della figlia naturale, toglie validità al precedente testamento che era stato fatto per volontà del marito e dispone che il marito sia privato de tutto per tutto, che non l'abbia mai un fassoetto del mio. Allora, dai testamenti ai verbali dei processi, alle sentenze, come in questo caso, si schiudono pertugi, si spalancano porte e finestre sulle famiglie e sulle persone, si mettono a nudo le loro ferite e sofferenze, emergono sentimenti e stati d'animo. Senza norme scritte e principi giuridici statuiti, preposti a regolamentare i vari aspetti della vita pubblica e privata, la voce di Fantina, come quella di molte altre donne, non sarebbe arrivata a noi, come ricorda una storica, Simona Feci, se il diritto costruisce la storia delle donne. Prima di ritornare alla sentenza, di cui abbiamo ancora detto poco, ma vedrete che ci arriveremo, qualche rapida considerazione molto veloce. Marco Polo, la cui vita è trascorsa in mezzo a uomini che con lui hanno condiviso le avventure e l'esperienza perigliosa dei viaggi, si ritrova 3 figlie femmine. A fronte di questo, la sua scelta al momento di dettare le ultime volontà non lo porta a chiuderle in convento, almeno una, magari sposa la primogenita, ma le altre le mette in convento. E non lo porta a puntare ai maschi, che pure sono presenti nella famiglia, come i nipoti o i collaterali, o a persone di fiducia, o ancora ai procuratori di San Marco, cui ricorrevano i veneziani in frangenti simili, quando c'era un grande patrimonio da amministrare, istituendo dunque presso di loro la sua commissaria. No, anche se tra gli oggetti che vanno a costituire l'eredità ci sono sede da cavallo 40, redene 2 da cavallo, tola 1 granda de comandamento, e sappiamo che è la grande tavola d'oro di cui vedremo poi qualche immagine, e poi altri beni non di uso personale ma destinati alla vendita sui mercati, come il rabarbaro, il legno aloe e il muschio. Il testamento, come abbiamo visto, parla chiaro: omnia alia bona mobiliet immobilia dimitto filiabus meis. La decisione che porta dunque Fantina a non scegliere la strada del silenzio e della resa, ma quella pur lunga e accidentata della giustizia, e la sua determinazione nel rivendicare l'eredità paterna possono dunque essere in parte spiegate non solo con la sua evidente forza di carattere, le sue personali capacità e la ferma consapevolezza dei propri diritti, ma anche in relazione ad un ambiente familiare un po' speciale e ad un contesto giuridico di particolare favore. Guardiamo ora al contesto giuridico. Si può dire che qui a Venezia, nella Venezia del Trecento, la ricchezza delle donne è una ricchezza debole. È un termine molto bello che viene fuori da un convegno che si è svolto in Lombardia. Come in molte altre parti del territorio italiano, l'ordinamento veneziano garantiva ai soggetti femminili in generale una non limitata facoltà di disposizione dei propri beni, sto citando da alcuni dei testi, e la possibilità di compiere ogni atto della vita giuridica. Questo valeva anche per le donne maritate, in particolare in relazione alla disponibilità dei beni parafernali. Quando usavo questo termine i miei allievi drizzavano gli occhi. Sono i beni, è un termine che viene dal greco, parafernali o extradotali,
come appunto quelli che si ricevono per eredità dal padre e dalla madre e che, non essendo vincolati agli oneri del matrimonio, erano di spettanza esclusiva della donna. Qui è Venezia, ricordiamoci, raramente in altre parti d'Italia. Su questo tema si sofferma a lungo, nel suo dizionario del diritto comune veneto, un giurista e avvocato, per noi è pane quotidiano, Marco Ferro. Il suo volume esce alla fine del Settecento, perché è uno di quei dizionari dove uno, se non capisce un termine, va subito a pescare. E Marco Ferro scrive questo: dei beni che arrivano alle maritate per via ereditaria, che la giurisprudenza e i documenti veneziani definiscono beni dimissoriali. Lui dice questo: dimissoria si chiama quella porzione dei beni della moglie non compresi nella costituzione di dote, quali beni si chiamano anche parafernali dal greco. Adesso sentiamo le cose che dice, perché sono la chiave di volta per Fantina. Il marito, se era padrone della dote, era soltanto possessore dei beni parafernali e ne godeva in quanto glielo permetteva la moglie. Può la moglie riservarsi l'amministrazione dei suoi parafernali senza alcuna dipendenza dal marito, quindi può ipotecarli, venderli, impegnarli. La moglie può anche affidargli l'amministrazione dei medesimi, ma in questo caso il marito, essendo un semplice mandatario di sua moglie, deve renderle conto della sua amministrazione. Tradotto nella vita pratica è esattamente quello che sa Fantina e per la quale si muoverà. Dunque, in via generale, le donne sono titolari, veneziane, sono titolari di diritti patrimoniali e di diritti soggettivi. Hanno facoltà di fare testamento, anche in modalità autografa, e anche più di uno nel corso della loro vita. Abbiamo visto l'esempio di Camilla. Possono scegliere in piena libertà esecutori e beneficiari all'interno, ma anche all'esterno della loro cerchia familiare. È un'opportunità che non si lasciano sfuggire. Ricordo uno studio di Erika Brandolisio che ha preso in esame tutti i testamenti femminili durante la peste nera del 1348 e che ci dice, dopo aver studiato il caso nello stesso periodo di altre 6 città-stato tra Umbria e Toscana, posso affermare questo, che dove gli statuti garantivano la libertà testamentaria, le donne la usavano abbondantemente. Ne deriva che a Venezia questa libertà, indipendentemente dalla condizione e stato civile delle donne, quindi nubili e maritate, ma anche patrizie, cittadine o popolane, era tenuta in grande considerazione dallo Stato, che forniva garanzie e tutele per contrastare la coercizione, spesso da parte del marito, ma anche da altri parenti. Ci sono a volte i fratelli che chiedono e insistono. Poi le donne la sera, mi raccontava la Federica Ambrosini, dopo aver fatto il testamento, nominando eredi i fratelli o i mariti, di sera, nottetempo, escano con la loro famula, con la loro schiava, e vanno dal notaio e dicono: annullo il testamento e adesso io stabilisco questo, questo e questo, e cambiano completamente destinatari. Allora, possiamo dire che ancora possono farsi rappresentare in giudizio dal proprio advocatus o procuratore legale, ma anche possono agire in prima persona. Fantina in alcuni casi si farà accompagnare dall'advocatus, in un caso, in una sentenza, si presenta da sola. Possono amministrare le commissarie di padri e mariti defunti. Allo stesso modo non ci sono differenze tra uomini e donne in tema di compravendita. Non era precluso di intervenire nelle cause per debiti, né di essere destinatarie di provvedimenti relativi alla tutela degli orfani, con funzioni che i giudici conferiscono loro con apposite carte tutorie. E questo, ricordiamo, non è solo nella norma. Gli esempi ne abbiamo infiniti. Contraggono mutui per
arredare, oppure per mettere a posto, oppure per elevare di un piano la propria abitazione. Sono proprietarie di saline, di vigne, di terreni agricoli e boschivi, così come di beni mobili di ogni genere, schiavi e schiave, gioielli, stoffe, utensili, merci, anche la giacenza di libri che ho trovato nel Cinquecento nei magazzini, libri ereditati dal marito defunto che di mestiere in vita faceva appunto lo stampatore. Allora, concludiamo con le parole di una studiosa, Tiziana Lazzari, tratte da un suo bellissimo studio dedicato alla violenza alle donne. Anche qui differenzia la violenza sulle donne, la violenza cioè in termini di percosse, violenza fisica, stupro, e la violenza alle donne, che è la violenza intesa come violenza a danno dei loro beni e del loro patrimonio. E dice, per l'epoca medievale, laddove il diritto e le strategie parentali lasciano alle donne un margine di azione, queste, se si trovano nella condizione culturale e sociale per rendersene pienamente conto, non mancano di sfruttare questa possibilità. Ultima riflessione, prima di tornare alla nostra sentenza. Ma questo Marco Bragadin, Chiseo, da dove viene fuori? Lo conosciamo solo attraverso il ritratto non benevolo che ne fornisce Fantina e attraverso il resoconto dei suoi atteggiamenti e comportamenti affidato alla registrazione di notai e cancellieri. Parole, peraltro, pesanti come pietre, che lo ritraggono ad agire nei confronti della moglie, fraudulenter, malomodo et violenter, contra deum et justitiam, e ancora, in altri documenti, dolose et contra omnem equitatem. Allora, originario della parrocchia di San Geminiano, è un patrizio di antico lignaggio che appartiene a una delle principali casate alla metà del Trecento, come ricorda Cioinacchi, e quindi appartiene a una delle famiglie che risultano tra le più presenti e attive nel Consiglio Ducale, nel Maggior Consiglio. Ma abbiamo capito che le scelte della sua vita non sono nel crearsi un cursus honorum nella politica. Gli interessano gli investimenti commerciali e la mercatura. D'altra parte, il matrimonio gli assicura la disponibilità, abbiamo visto, entra nella casa e si impossessa di tutto, la disponibilità di una cospicua fortuna in beni mobili e immobili, e quindi a partire da quella tercia pars che è stata assegnata a Fantina dal testamento del padre, che comunque, abbiamo visto dal Ferro, è e resta totalmente in proprietà alla moglie, anche se lui ne gode il possesso e ne può disporre in vita. Non però secondo il suo arbitrio assoluto. La legge veneziana gli pone obblighi precisi, che nel suo caso restano lettera morta. Ma ha sposato una donna che sa il fatto suo e nella vita dimostra di sapersi muovere con molta destrezza tra incarichi e responsabilità. Non è un caso se viene nominata esecutrice testamentaria dalla madre, Donata Badoer, dalla sorella Moretta e dal proprio figlio Stefano, uno dei 6 che ha con Marco Bragadin. Inoltre è destinataria di procure e da ultimo sceglie per il proprio testamento, muore dopo il 28 agosto 1375, oramai anziana, uno dei nomi più autorevoli e prestigiosi tra i notai presenti sulla piazza veneziana. È il notaio Raffaino de Caresinis, cronista e cancelliere, cui si deve la stesura delle ultime volontà, niente poco di meno che di Enrico Scrovegni, il quale è chiamato magnifico cittadino di Padova. In quegli anni era esiliato a Venezia ad opera di Marsilio da Carrara ed è il committente di Giotto. Giudici e tribunali non la spaventano e conosce il valore della documentazione scritta. Così, da sagace figlia di mercante e moglie di mercante,
provvede a documentare ma anche a conservare ogni sua dazione al marito attraverso apposite quietanze. Obbligazioni che, come racconterà l'avvocato di Fantina nella nostra sentenza, il Bragadin aveva anche cercato di annullare con la violenza e l'inganno. Ma Fantina non arretra di un passo. La sostengono la consapevolezza dei suoi diritti e un'incrollabile fiducia nella giustizia veneziana, che viene esemplata nella sequenza di istanze e ricorsi promossi contro il marito, quando in vita, ma anche dopo che lui è morto. Ricordiamo qualche esempio. È solo una giovane sposa quando tutela la propria dote facendosela garantire dal Bragadin con un atto scritto. Presumibilmente non doveva avere più di 17 o 18 anni. A poco più di un anno dalla morte del padre, insieme alla madre Donata e alle sorelle, fa sottoscrivere al marito che abita con lei un ampio riconoscimento di debito sui propri beni, chiedendo anche gli interessi, lucrum, maturati fino a quel giorno. E nel corso degli anni successivi, fino al 1340, saranno 5 le quietanze che si fa sottoscrivere a tutela dei suoi crediti. E anche questo la dice lunga sulla consuetudine che le donne veneziane hanno con la documentazione notarile. A questo punto cosa fa il nostro gentiluomo? Cosciente che queste carte, queste attestazioni lo inchiodano alla propria responsabilità, non possiamo negare che Fantina gliele sbandierava ogni giorno sotto il naso, gliele strappa di mano, le lacera e poi le trattiene presso di sé. Il racconto è drammatico. Violente arripuit, abstulit et accepit, et suis propriis manibus incisit et retinuit. Non contento, con quelle carte riesce anche a ottenere una sentenza a lui favorevole che sancisce l'annullamento dei suoi obblighi contrattuali. Arrivata a un punto morto, Fantina ha forse un momento di stanchezza e accetta un compromesso, nella quale si impegna a non esigere dal marito, almeno finché questi è in vita, il termine è non mi molestare più, gevol coraggio, i propri legittimi crediti. Non introduciamo ipotesi non verificabili, ma per inquadrare il personaggio va aggiunto un dato che Fantina all'epoca non poteva conoscere. Da lì a poco il Bragadin avrebbe lasciato la casa e Venezia, diretto a Candia, dove già da tempo avevano avuto modo di volgere i propri interessi altri illustri rappresentanti della famiglia Polo. Ci va per affari? Per chiudere un rapporto avvelenato? Non sappiamo cosa potesse pesare di più. A Candia, fatalità, condividerà gli ultimi anni della sua vita in compagnia di 3 schiave, Maria, Lucia e Margherita, e di altrettanti figli naturali, cui destina donativi sostanziosi in vita. Muore proprio a Candia nel luglio 1360, dopo aver fatto testamento, e di questo testamento incarica i procuratori di San Marco, che danno avvio alla commissaria, il termine che stiamo ripetendo, inoltrando le opportune disposizioni al Duca di Candia e ai funzionari veneziani in loco per entrare nel possesso dei beni, mobili e immobili del defunto, inventariarli, venderli e progressivamente liquidare il dovuto a eredi e destinatari, da lui designati. Naturalmente, nel testamento trova modo di ricordare tutti e tutto, figli e figlie, legittimi e naturali, le 3 schiave, il medico, il notaio, mercanti e creditori, il barcarolo, gli artigiani, chiese, conventi e confraternite dell'orbe terraqueo, da Venezia in tutta la laguna fino a Candia, anche a San Pietro in Volta, terra di mio padre. Famule e famuli e serviciales sono questi termini bellissimi che indicano
non le schiave o gli schiavi, ma le persone che sono un po' di servizio nella casa e che quindi entrano a far parte della famiglia, famule, fino agli operai incaricati di costruirgli uno splendido monumento funebre nel convento dei frati francescani in Candia. Tutti tranne la Muger, che è rimasta a Venezia, che parte lancia in resta e dà il via a tutte quelle operazioni legali che la legge le consente. Inizia 5 dicembre 1360, sono 5 mesi, passati 5 mesi dalla morte del marito. È passata meno di una settimana dall'arrivo delle carte da Candia a Venezia. Ecco, quindi un fulmine di guerra. E naturalmente la notizia non correva come oggi sui social. A partire dall'anno successivo i giudici delle corti di palazzo veneziane sono investiti da un turbine di ricorsi e istanze e sottoposti a un martellamento sistematico. Dal giugno 1361 a luglio 1366 sono 5 le richieste presentate dalla nostra alla curia del procuratore, appunto l'ufficio che si deve occupare dell'operato dei procuratori di San Marco. È una progressione inesorabile. La prima istanza riguarda la restituzione della dote, lo sapeva e ha provveduto. L'anno successivo dà battaglia ai procuratori di San Marco che pure chiedono le sia imposto, saranno sfiniti, perpetuum silentium, ma non ce la fanno, e appellandosi ai suoi diritti, totum sum ius, incassa la liquidazione di una parte del credito, ma non di tutto. Quindi altre udienze e arriviamo al giorno fatidico, 13 luglio 1366. Siamo a Venezia, in una delle sale di Palazzo Ducale, dove sono riuniti a consiglio i giudici del procuratore, a latere un notaio di cancelleria e 3 funzionari ducali. Hanno davanti a loro, per l'ennesima volta, Fantina, che nel documento si qualifica figlia di Marco Polo e vedova di Marco Bragadin, che ancora racconta, attesta fatti, produce carte, testimonianze, espone le sue ragioni e chiede giustizia. Contro chi? Procuratori di San Marco, che siedono di fronte a lei e sono la sua controparte. Solo che parliamo della seconda più alta carica dello Stato. Allora, sono rimasta un po' indietro con le immagini. Ecco, vediamo gli archivi dei procuratori di San Marco oggi, quindi i depositi nuovi che sono stati anche un po' rimessi a posto. Guardate queste bellissime corridoi monumentali, cioè bellissimi per me, non so voi che effetto vi facciano, ma visto che sono 2 anni che non ci giro più. Ma guardate la prospettiva, voglio dire, sono lunghissimi, lunghissimi. Quindi i famosi 60 chilometri da qui ti ho portato, no? No, erano più alti. Più alto, sì, lo so. Poi ancora sempre gli archivi, visti in vari momenti anche con la luce. E poi abbiamo scaricato, sono bellissimi ritratti che si conservano alle gallerie dell'Accademia. Vedete l'austerità, vedete la postura di questi personaggi. Arrivare a ricoprire la carica di procuratore di San Marco era il momento finale del cursus honorum, dopodiché c'era solo la elezione dogale. Allora, qui c'è Jacopo Soranzo, siamo nel 500, qui c'è Antonio Cappello e qui un Contarini non meglio identificato. Allora, procuratori di San Marco, velocissima. Sono inizialmente 1, poi 2, diventeranno 3 a metà del 200, poi 6 e infine 9 a metà del secolo XV. Si occupano della Basilica, che da cappella privata del Doce diventa chiesa di Stato, della piazza, intitolate entrambe al Santo Patrono, da cui deriverà la denominazione dell'ufficio, e poi anche di tutti gli edifici con botteghe e taverne che insistevano sulla piazza e sull'area della Zecca. A partire dalla fine del secolo XIII viene demandata la gestione delle commissarie, cioè l'amministrazione e la contabilità delle eredità che sono delegate allo Stato per volontà dei testatori.
A questo punto il convergere della ricchezza prodotta dalla facoltà di investire nella mercatura, nei traffici o nei titoli di debito pubblico, il denaro che viene loro affidato appunto dai privati, conferisce a tale magistratura la configurazione di una grande banca statale, con una, cito, potenza economica che agiva da tesoro pubblico, lo scrive Ocché. In questi stessi anni poi le loro funzioni sono estese alla tutela delle vedove, degli orfani, dei pupilli, alla curatela dei mentecatti, alla rappresentanza in sede giuridica di soggetti incapaci. Pensiamo come lo Stato sociale era all'epoca accurato. Potenti, autorevoli, influenti. Questi sono i magistrati, al tempo Andrea Contarini e Niccolò Morosini, contro i quali Fantina apre il fuoco, chiedendo ragione del loro operare e costringendoli a rispondere in sede giudiziaria della commissaria del marito e del perché hanno escluso lei, vedova, da ogni diritto patrimoniale. Contro a gestire questo contenzioso i giudici del procuratore. Allora ci spostiamo. I giudici del procuratore sono una delle 6 corti di palazzo. C'erano 6 uffici giudiziari che si occupavano dal 200 di amministrare la giustizia su vari campi. Allora vado un po' veloce, ma leggo solo dal loro capitolare. Avrò cura e attenzione di ascoltare, analizzare e definire tutte e ogni causa vertente tra i procuratori di San Marco in rapporto ad ogni e qualsiasi persona, sia in temi di commissarie, di tutela e di pupilli, come di esecuzioni testamentarie, e di procedere nei loro confronti secondo il dettato degli statuti, qualora gli statuti lo prevedano. Ma nel caso in cui gli statuti tacciono, ricorrerò alla consuetudine e se questa mancasse, giudicherò secondo coscienza, in buona fede e senza inganno. Sono parole importanti e sono le parole che improntano tutto l'operato delle varie corti di palazzo, cioè che dove lo strictum ius, questo è il termine che viene usato, attinge a norme e criteri di giudizio che nella loro rigidità non sempre riuscivano a fornire risposte adeguate o soluzioni compatibili alle situazioni sottoposte alla valutazione dei giudici, devono subentrare la iustitia, l'arbitrium e la coscienza, che consentano ai magistrati un ampio spazio equitativo. Allora, torniamo in aula. Dopo aver rievocato ancora qualche immagine, guardate, queste erano proprio, ci perdevamo, nel senso che erano gli archivi più difficili e lì naturalmente lui mi diceva di andare a pescare le sue testimonianze uniche. E ci siamo stati lontani per tanti anni, poi negli ultimi anni della mia vita ho detto qualcosa. Eccoli qua, se li vedete, magistrati giudiziari veneti. La foto, l'immagine, dovrebbe parlarvi di mobile e procurator. Sono i 2 nomi di 2 delle corti, appunto, curie di palazzo, la curia del mobile e la curia del procuratore, che sono i nostri magistrati. Allora, torniamo alla sentenza. Dopo aver rievocato la sua vita avvelenata e ricostruito con prove documentali e testimonianze una figura di marito padrone, che alla morte del padre per Fantina, del suocero per lui, ha messo le mani sulla sua casa e sul suo patrimonio, ora Fantina chiede ai giudici che, per eorum justitiam, sentenziando dicere deberent ai procuratori di San Marco, in quanto responsabili dell'eredità del marito defunto, di restituirle quanto ancora le spetta, calcolato secondo il suo valore attuale. La parola passa a questo punto naturalmente alla controparte,
ma i procuratori di San Marco, quegli austeri personaggi di cui abbiamo visto qualche immagine, concionano e non convincono. Sostengono di non ravvisare motivo alcuno per accogliere le richieste della signora, che le quietanze rilasciate dal marito defunto non lo obbligavano in alcun modo nei confronti della moglie. In realtà potevano essere di mano di qualunque altra estranea persona. E anche se erano state sottoscritte da lui, Fantina aveva già avuto la possibilità di tornare in possesso della sua parte, aggiungendo alia multa. Sono le parole che usa il notaio che scrive la sentenza sulla base di quanto si celebra davanti a lui. Ma ipsi duo infrascripti domini iudices procuratorum valutano pro nihilo. Tutta la difesa è una bella soddisfazione. Vale nulla. Tutto quello che hanno concionato non vale nulla. Le loro controdeduzioni sono respinte, sono pienamente accolti i fatti narrati da Fantina, che a giudizio della Corte Fantina perfecte probavit. E quindi siamo di fronte ad un evento non banale. Un consesso di giudici mette all'angolo i potentissimi procuratori di San Marco, li affonda e valuta le loro dichiarazioni giurate nulla e si esprime senza mezzi termini in favore della nobilis domina. Giustizia è fatta. Fantina scompare a questo punto dalle carte della commissaria. Manca poco più di una decina d'anni alla sua morte. Il suo testamento è dell'estate del 1375, dove si occupa in modo molto dettagliato dei figli e delle figlie ancora in vita, della salvezza dell'anima dei genitori e dei 3 figli che già sono morti. L'attività dei procuratori, invece, finalizzata a liquidare l'eredità Bragadin, si prolungherà fino al novembre del 1400. Per la nostra curiosità, quello che la protagonista ha finalmente recuperato dopo tante battaglie, i conti li ha fatti Vittorio e quindi cito da lui, non sfigurerebbe come posta di un bilancio statale. I procuratori sono condannati a liquidarle 5.090 ducati. È tanto? È poco? Ce lo dirà Vittorio. E ancora, come si esprimono i protagonisti e i mediatori di questa storia? La sentenza parla in senso proprio e propone il linguaggio in uso nella cancelleria veneziana della seconda metà del secolo XIV, quel latino di cui si avvalgono i notai cittadini e i funzionari di palazzo a quest'epoca, quel latino che ai noi faceva inorridire Petrarca. Ma il documento parla anche la lingua di queste persone che abbiamo imparato a conoscere attraverso le loro storie individuali ed offre un'eccezionale testimonianza linguistica. Ma ora è il momento di passare la parola a Vittorio Formentini. Grazie. Bene, prima di cominciare la mia parte, diciamo... Intanto vado. Vai. Vorrei soffermarmi su alcune cose che, come dire, possono affiancare il discorso che ha appena fatto Alessandra. Allora, alcuni particolari semplicemente. Comincerei dal fatto che in effetti è una cosa di cui mi sono accorta leggendo la sentenza, studiando la sentenza, tutto sommato abbastanza tardi, ma è sicuro, direi, che Fantina e Marco Bragadin si fossero separati di fatto in un certo periodo della loro vita, almeno prima, diciamo, del 1355, che è la data del documento che contiene appunto un riferimento preciso a una provisione in
caso obliquo, che si concessa dai giudici del procuratore a Fantina e a danno, diciamo così, contro il marito Marco Bragadin. Questa provvisione si può tradurre come assegno di mantenimento. Una delle competenze dei giudici del procuratore, documentata con sicurezza soltanto alla fine del 300, cioè nel 1374, la prima documentazione sicura, ma senz'altro già dimostrabilmente effettuata, diciamo, eseguita nella prima metà del 300, appunto una delle competenze era quella di fissare l'entità di assegni di mantenimento in casi di separazione di fatto, che poi tutta la questione di matrimonio naturalmente era, ma anche a Venezia era di competenza statale, laica, diciamo. Il vescovo stava zitto, cercava di stare zitto, insomma. E era consapevolissimo che naturalmente la materia era canonica, diciamo, ma preferiva almeno non entrare in contrasto con, come dire, lo Stato veneziano, che amministrava con attenzione anche casi come quelli di Fantina e di Marco Bragadin. Ancora la questione delle cause mosse ai procuratori di San Marco e quindi decise poi in ultima istanza dalla curia dei giudici del procuratore. Le cause che Fantina intenta dopo la morte del marito sono quattro e le vince tutte. Appunto cioè il numero 5 che ha citato Alessandra, e appunto tiene conto della repetizio della dote, che naturalmente non è una causa, è semplicemente la restituzione del dovuto, e sono tutte con ogni probabilità relative a beni liquidi o in titoli di Stato o in esiti fruttiferi di contratti di colleganza riconducibili alla figura del padre, non c'è dubbio. Quindi appunto una è quella dei beni mobili, che è l'ultima sentenza, quella appunto del 1366. Prima Fantina vince la causa per la restituzione appunto di certi denari liquidi che con ogni probabilità erano appunto stati ereditati da Fantina dal padre, una somma considerevole, forse la sentenza dal punto di vista pecuniario più pesante, diciamo, più ingente. Poi una sentenza che ancora giace inedita, di cui vorrei occuparmi insieme con Alessandra naturalmente, quindi abbiamo già, come dire, un appendice del codice diplomatico poliano, insomma. E guai a chi la ruba, insomma, questa sentenza. Anche perché appunto ho già detto che me ne occuperò, e lo ripeto qui davanti a tutti, insomma, che riguarda appunto gli imprestiti, cioè i titoli di debito pubblico, che allora come oggi si potevano come dire, commerciare liberamente sul mercato cosiddetto secondario, spuntando ottime condizioni, ottime realizzazioni, liquidazioni, diciamo così. E poi un'interessantissima sentenza in cui si fa riferimento a contratti, ai proventi di capitale e lucrum, cioè appunto di interessi derivanti da... Faccio la Sabina Sì, scusami, io poi... Perché mi dicono sì, che non si sente. poco. Dicevo, derivanti da contratti di colleganza, che sono contratti con cui i veneziani investivano appunto nel commercio, d'accordo? E il padre, proprio si dice negli ultimi anni della sua vita, quindi nel 1323, ancora nel 1324, aveva investito dei denari in alcuni contratti di questo tipo,
e il capitale e gli interessi relativi erano stati incassati, indoviniamo da chi? Da Marco Bragadin, che però non li aveva mai dati né alla moglie né agli altri legittimi eredi, e quindi anche su questo fronte giudiziario Fantina mosse causa e vinse la sua partita. Benissimo, io allora comincio invece a parlare del mio discorso e non so se, come dire, volevo dire anche un'altra cosa, che l'importanza dei procuratori di San Marco, e molto spesso, giustamente ha detto la seconda carica per importanza del Dogado, seconda solo appunto, al Doge, ovvero al Dogado, appunto, di cui però spesso costituiva l'anticamera, quasi obbligatoria. Uno dei due procuratori de Citra con cui si scontra Fantina è Andrea Contarini, come appunto ha ricordato Alessandra, e di lì a pochi anni, esattamente il 20 gennaio del 1368, Andrea Contarini sarebbe diventato doge e si sarebbe trovato di fronte a una grana molto grande. Sono anni molto difficili e pericolosi per la Repubblica Veneziana, e in particolar modo dovete affrontare la guerra di Chioggia. Ricordo che insomma, il regolamento di conti, diciamo, con Genova, in cui effettivamente Venezia si trovò quasi sull'orlo dell'abisso, insomma, e il nostro Andrea Contarini, che qui viene, come dire, svillaneggiato, diciamo, con quel pro nihilo reputarunt, se la caverà molto bene e salverà la sorte di Venezia, insomma, no? Come sappiamo dalla storia. Ecco, allora, non so se quello di cui parlerò piacerà molto ad Alessandro, perché ho scelto, sì, io non riesco mai a ripetere le stesse robe, e purtroppo per me è una condanna. Quindi ho scelto un taglio particolare. Mi piacerebbe stasera parlarvi di un fantasma, il veneziano di Marco Polo. Tornerò, arrivo al nostro documento. Tutti sanno che il volgare veneziano non è la lingua del milione. Il libro composto nel 1298 a 4 mani nelle carceri genovesi da Marco e Rustichello da Pisa, che, come è noto, scrissero il loro testo in un francese dalla forte inflessione italiana. Ma il veneziano era la lingua materna di Marco, senza dubbio, no? Che se ne andò da Venezia a 15 anni per seguire padre Niccolò e lo zio Maffio, diciamo così, alla veneziana, nel viaggio verso la Mongolia e la Cina di Kublai. E avrà certo fatto ricorso al veneziano, aiutandosi forse con gli appunti di un diario di viaggio, nella dettatura delle sue memorie a Rustichello, il quale a sua volta si incaricò di dargli una decorosa veste letteraria in francese, appunto, contribuendo alla sua forma definitiva in una misura non precisabile ma certo notevole. Il milione è di 2 autori, questo andrebbe sempre tenuto presente, di Marco Polo e anche di Rustichello da Pisa. Questo della lingua è uno dei tanti paradossi o delle tante particolarità del milione, opera di un veneziano, scritta in francese, ma entrata nel canone della letteratura italiana e, in un certo grado almeno, nella memoria nazionale, in una veste linguistica in un certo senso arbitraria. Il toscano, infatti, di una delle tante traduzioni antiche del grande libro. Una traduzione, tra l'altro, che non si raccomanda per una speciale completezza o fedeltà nei confronti dell'originale perduto. Un originale che pure oggi si reputa in movimento, anche questo è un concetto importante in riferimento al milione, è un'espressione tecnica con cui i filologi intendono un'opera, nel caso specifico il milione, ritoccata e arricchita dall'autore, da Marco Polo, dopo il suo ritorno a Venezia, donde la possibile autenticità delle molteplici redazioni e traduzioni che ci sono pervenute. Sapete che appunto questa delle traduzioni del milione è l'essenza stessa della tradizione manoscritta dell'opera, quindi abbiamo il testo in francese, in franco-italiano, che la redazione
probabilmente più vicina dal punto di vista linguistico formale all'originale elaborato, composto insieme da Marco e Rustichello. Abbiamo versione toscana, primo trecentesca, abbiamo versioni poi in francese, diciamo così, corretto, buono, d'accordo, abbiamo una versione catalana e addirittura poi, segno di grandissimo successo, il libro romanzo in senso linguistico, d'accordo, di Marco e Rustichello fu addirittura tradotto nel latino dei Dotti, d'accordo. Un'opera in movimento, probabilmente, cioè dopo il 1298, una volta tornato a Venezia, Marco Polo continuò a ritoccare, a completare, e questo naturalmente, se si pensa che siano state tratte copie in diversi momenti dal 1298 al 1324, spiega anche la pluralità evidentemente delle redazioni e il loro buon titolo, naturalmente bisogna poi valutare criticamente caso per caso, a rappresentare almeno una parte di originalità, di autenticità, diciamo. Questa preferenza per la versione toscana ha ragioni culturali che ineriscono profondamente alla storia culturale italiana nel suo complesso, diventando pienamente comprensibile il fatto che per noi Milione sia un testo toscano, d'accordo? Assurdo, da un certo punto di vista è assurdo, veramente. Questo fatto, diciamo, diventa pienamente comprensibile solo alla luce di un momento decisivo della storia della nostra lingua, una svolta di cui è stato protagonista all'inizio del Cinquecento un altro grande veneziano, Messer Pietro Bembo. Fatto sta che a questa redazione toscana, nella vecchia o nella nuova Vulgata, cioè il testo fissato nel 1975 da Valeria Bertolucci Pizzorusso, quella che si legge, fatto sta che è questa redazione toscana, quella che si legge nelle antologie scolastiche e quella che si cita dagli storici che hanno cercato di ricostruire le vicende di Marco Polo e del suo viaggio in Oriente. Ricordo solo a questo proposito due saggi tra i più recenti e utili. Il Marco Polo di Marina Montesano, pubblicato a Roma nel 2014 e ristampato per il centenario nel 2023, e Le Venezie di Marco Polo di Ermanno Orlando, fresco di stampa, uscito per il Mulino nel 2023. Dopo il suo ritorno a Venezia dalla Cina e, non dimentichiamolo, da Giava, dall'India, dalla Persia e ovviamente da Bisanzio, abbastanza ovvio questo per un veneziano, nel 1295, Marco Polo, esperto e facoltoso mercante, ebbe certo modo di mettere per iscritto la sua lingua, il veneziano, appunto, nella redazione di scritture contabili, nei rapporti con gli uffici del comune, nelle comunicazioni familiari. Ma questo è importante, non una sola posta, non una sola riga, non una sola frase scritta da Marco Polo giunta fino a noi, né in veneziano né in latino, che avrà sicuramente conosciuto, oltre alle 4 lingue di cui ci parla lui stesso nel Milione, né in originale né in copia, nulla. Di Marco, come di Dante, non abbiamo alcun autografo. A dire il vero, io non ho perduto la speranza di trovare, se non un vero e proprio testo scritto di suo pugno, naturalmente negli infiniti spazi dell'archivio, dicevo, almeno una sua sottoscrizione autografa, in calce a qualche pergamena, in qualità di attore, destinatario o testimone di un'azione giuridica, cioè in una di quelle che ho proposto di chiamare qualche tempo fa scritture del recto del documento. A Venezia, infatti, ancora per tutto il secolo XIII, perdura nel documento privato di matrice notarile la prassi delle sottoscrizioni autografe dell'attore e del destinatario dell'atto giuridico, che si firmano, come noi oggi firmiamo un atto di compravendita, per esempio, con la formula NN, cioè nomen, figlio di NN, nomen manumea subscripsi, e dei testimoni che si firmano invece con la formula NN testis sum. Sottoscrizioni che nel mundum, cioè nell'originale in pergamena, trovano posto prima della completio notarile, cioè della sottoscrizione del notaio.
È questo un tratto arcaico, alto medievale della documentazione veneziana che può avere effetti positivi, come ha osservato Bartoli Langeli, sulle ricerche in tema di alfabetismo dei non professionisti dello scrivere. Ricerche consentite appunto dove sia in vigore, come a Venezia, un regime documentale di tipo alto medievale, mentre il notariato di publica fides le rende impraticabili. Cosa vuol dire notariato di publica fides? Bisogna tenere presente appunto che nell'Italia del XII secolo si compie quel processo importantissimo dal punto di vista culturale e giuridico che conduce il notaio, solo il notaio, ad assumere la funzione di ufficiale autenticante, dotato appunto, come si diceva, di publica fides, il che comporta che sul recto, cioè appunto nel documento, insomma, scriva soltanto il notaio, che si limita a registrare di sua mano i nomi dei testimoni. Ecco, se venisse fuori una carta di questo tipo con la firma di Marco Polo, dallo studio delle sue caratteristiche grafiche potremmo ricavare informazioni utili per delineare il profilo culturale del viaggiatore. Da un tale auspicabile ritrovamento, tuttavia, ma io spero anche di trovare prima o poi una riga autografa di Dante, quindi, al di là di un comprensibile piacere motivato dalla carità del natio loco, senza contare il sicuro entusiasmo dei pubblicitari che userebbero la firma di Marco, libera da diritti d'autore, come logo per i loro perniciosi messaggi. Non mi aspetterei, devo dire, da un ritrovamento del genere grandi novità. Credo che ci troveremo di fronte a un adattamento individuale della minuscola documentaria professionale in uso a Venezia nella seconda metà del 200 e dunque di pertinenza soprattutto clericale. Il rinvio è naturalmente alla figura veneziana del prete notaio e anche cancelliere, naturalmente, come il nostro Fantino Rizzo, passata attraverso l'insegnamento ai giovani rampolli delle famiglie più cospicue, come certamente erano i Polo. Insomma, mi aspetterei qualcosa di simile a questa lettera, alla scrittura cioè di Giacomo Casada della Giudecca, che fu compagno, l'ho scelto per questo naturalmente, che fu compagno se non di cella, certo di prigionia di Marco Polo nelle carceri di Genova. E probabilmente si videro perlomeno, non so se si conobbero. Dal tardo autunno infatti del 1298 all'estate del 1299. Infatti, come vedete, lettera di Giacomo Casada in prison de Zenoesi, come dice fare grande misericordia che sono in prison de Zenoesi. Cosa fa? Scrive ai procuratori di San Marco, che sono gli esecutori testamentari del padre, con cui aveva rotto completamente. In rotta col padre si era arruolato, diciamo così, o era stato arruolato, era salito sulle gallee di Venezia, che vengono sconfitte a Curzola, e si trova anche lui in carcere, appunto tra il 1298 e il 1299. E in prigione c'è bisogno, allora come oggi, di soldi per le sigarette, naturalmente no, sarebbe un anacronismo, ma insomma chi ha soldi sta bene nella prigione medievale, chi non ha soldi spesso si trova veramente nei guai, diciamo. E lui quindi scrive ai procuratori di San Marco, esecutori testamentari del padre marchesino, chiedendo di avere qualche denaro, insomma, anche se il padre lo aveva diseredato e tra l'altro gli aveva anche, come dire, sequestrato la dote. Quindi il padre, il suocero, si era fatto, come dire, difensore, d'accordo, degli interessi della nuora, perché questo non doveva essere una buona lana, diciamo, questo Giacomo Casada, quindi ha detto tengo anche i soldi in maniera tale, quindi neppure quelli della dote, insomma era stato completamente in vita, insomma, escluso da ogni possibilità però appunto in attesa del riscatto o della pace, che arriverà appunto nel maggio del 1299 con il rilascio quindi di tutti i prigionieri, quindi anche Marco Polo, chiedeva dei soldi, chiedeva appunto un po' di denaro per vivere un po' decentemente, no?
Tornando alla scrittura, che è quella che mi interessa naturalmente, questo è la scrittura. Mi aspetterei qualcosa di simile, anche se venisse fuori, diciamo così, un autografo di Marco Polo. Qui è evidentissima la derivazione di questa scrittura. Notate tra l'altro, vedete forse dei buchetti di piccoli fori al lato, ai margini di questo documento, perché questa appunto è una lettera che è stata spedita, diciamo così, da Genova a Venezia ed era stata cucita, d'accordo? In maniera che fosse ben chiusa. Qui non ho la soprascritta, cioè l'indirizzo, ma si vedrebbe appunto che era indirizzato ai due procuratori de ultra in questo caso. Questa è la scrittura diciamo così, dell'epoca, dei giovani rampolli, come dicevo prima, delle famiglie eminenti, diciamo, veneziane, ed è una scrittura chiaramente, come direbbero appunto, direbbe molto meglio di me un paleografo, chiaramente derivata dalla scrittura, dalla contemporanea scrittura documentaria veneziana che era in mano ai preti, d'accordo? Al clero, diciamo così. Sappiamo inoltre che, appunto, tornando al discorso dei prigionieri del carcere, d'accordo, che se la passavano discretamente, Marco Polo è una prova di questo, cioè riesce a scrivere il Milione insieme con Rustichello, ma insomma in carcere, quindi evidentemente non doveva essere una condizione assolutamente difficile, no? Sappiamo appunto che i prigionieri di alta condizione sociale, come sicuramente era Marco Polo, avevano la possibilità di riunirsi in piccoli gruppi di amici e parenti per discutere dei propri affari e ricordare insieme la patria lontana quando calava la sera, per citare Kafka. Per esempio, no? Un documento che mi ha affascinato molto quando l'ho trovato in una delle sedute di tanti anni in cui ho studiato all'Archivio dei Frari è questa testimonianza, questo vuol dire testificazione scarta del 26 settembre 1299, in cui sono ancora compagni di prigionia di Marco Polo, sono veneziani in carcere a Genova, no? Dice, è Dalfinus Dalfino, quindi Dolfin, Jacobus Quirino, dei Domo Maiori, d'accordo, uno di tanti rami, forse il più importante alla fine del 200, appunto per sacramentum decimus quod existentibus nobis in carceribus communisiano, e quindi mentre noi eravamo nelle carceri del comune di Genova, pluries audivimus et intelleximus Philippum Barozium, quindi Filippo Barozzi, abbiamo sentito che continuava a lamentarsi conquerente, a dire, e quasi fino alla morte, perché questo povero Filippo Barozzi è morto in prigione, non ha fatto in tempo a vedere la libertà, diciamo, che questo Tommasino Barozzi, eccetera, discutevano dei propri affari, di un debito, ovvero di un credito di 150 lire di grossi, 1500 ducati, una cifra notevole, insomma. Quindi avevano modo di riunirsi, non bisogna pensare che tutti fossero in una cella con una o due persone al massimo, d'accordo? Potevano discutere, avevano tempo libero, molto tempo libero, d'accordo? Bene. Un fantasma dunque il veneziano di Marco Polo, ma un fantasma a cui può dare qualche consistenza proprio il nostro documento, cioè l'inventario dei beni mobili lasciati dal viaggiatore nella grande casa Fondaco di San Giovanni Grisostomo. Un testo scritto in volgare dal genero, appunto Marco Bragadin, pochi giorni dopo la sua morte, probabilmente nel febbraio del 1324, quindi è altra cosa importante. La sentenza è sì del 13 luglio 1366, ma il documento inserto, come si dice, è del 1324 e quello che noi abbiamo di fronte nella trascrizione di Fantino Rizzo è un testo veneziano del 1324 sotto tutti gli effetti.
L'originale appunto di questo testo, le 2 cedule bombicine appunto nominate nella sentenza, era una scritta di servizio, non un documento autentico, quindi redatto da un notaio. Se vuoi mettere, sì, benissimo. Una scritta di servizio, una lista, diciamo, utile alle 3 sorelle co-eredi e co-legatarie per procedere, come ha detto benissimo Alessandra, alla divisione di quei beni in parti uguali fra loro. Come ho detto più volte ai miei studenti, perché in questi 2 anni io ho fatto anche un corso nella mia università su questo testo, veramente non so cosa darei per aver assistito alla scena della divisione di questi beni tra le sorelle, perché alcune cose tra le più preziose sono indivisibili. Per esempio la famosa paizza, cioè appunto la tavola grande, una d'oro, non è che si potesse dividere, no? In 3 parti uguali, quindi se io penso alla mia esperienza personale, 2 sorelle, solo perché i maschi alla fine rinunciano e dicono vabbè, questa è... Ehi! Vabbè, non voglio aprire un contenzioso. Ognuno ha la sua esperienza personale. Va bene. Una scrittura, questa delle cedole bombicine dell'elenco, insomma, stesa su semplice carta, questo vuol dire cedule bombicine, no? Bombix, che voleva dire filugello, quindi baco da seta, pensate all'italiano bambagia, appunto. Una scrittura non destinata certamente alla conservazione, se non solo per qualche tempo nell'archivio familiare di Cappolo. Infatti Fantina la produce in giudizio, ma l'originale in effetti è andato perduto, cioè, invece ci è rimasta la copia autentica di Fantino Rizzo, insomma, non è un caso. Quindi perduta nell'originale. Notiamo inoltre che non si trattava con tutta evidenza, anche questo è importante, di una scrittura di primo getto, parlo sempre dell'originale, insomma, di una sorta di minuta, diciamo, come potrebbe essere una nostra lista della spesa, va bene? Basti pensare che i beni, cosa molto importante nell'inventario di Bragadin, non solo vengono elencati, ma sono anche accompagnati da una valutazione espressa in lire, soldi e denari grossi, veri, no? Grossi, nel senso i denari grossi, la moneta argentea veneziana. Un calcolo questo che richiedeva informazioni e ponderazione e dunque un po' di tempo. A noi l'importantissimo inventario è giunto perché inglobato, il termine tecnico usato in diplomatica è inserto, in copia autentica nella sentenza del 13 luglio 66 redatta dal notaio di Curia Fantino Rizzo, qui siamo in campo San Fantin, la cui bella e chiara scrittura cancelleresca, lo vedete qui, avete ammirato appunto nelle fotografie mostrate da Alessandra. La situazione quindi è questa. Abbiamo un testo scritto in volgare che viene copiato all'interno di un documento scritto in latino. Questo è un particolare importante per la storia non solo della lingua, ma anche del diritto nel Medioevo. Di norma il volgare, per essere ammesso nella documentazione di valore giuridico, la cui lingua era il latino, doveva aver già ricevuto una forma scritta, come per esempio avviene in quegli anni nei registri contabili dei mercanti. E certo l'uso dei mercanti e il diritto mercantile sono stati i grandi promotori del volgare nel Medioevo, anche se più in Toscana forse che a Venezia o a Genova. In altre parole, il volgare, quando è presente in un documento latino, è citato, cioè è letteralmente trascritto da un esemplare da cui si copia. Il caso veneziano più comune e famoso, grazie anche alla fondamentale raccolta di Alfredo Stussi, testi veneziani del 200, dei primi del 300 che del 65, che abbonda di esempi di questo tipo, è rappresentato dalla cedola testamentaria inscriptis, come si dice, che a Venezia il testatore poteva redigere o far redigere in volgare. Questo è un uso che per noi sembra ovvio, no? Il testamento olografo, noi scriviamo, ma invece nel Medioevo è tutt'altro che comune. La forma testamentaria comune è il testamento nuncupativo, cioè appunto quello che si pronunciava, con cui il testatore diciamo, pronunciava le sue ultime volontà, dettava le sue ultime volontà al notaio che ne prendeva
appunto, e poi redigeva il documento ovviamente in latino, d'accordo? Quindi consegnandola poi al notaio che dopo averla autenticata si limitava a copiarla tale e quale, cioè in volgare, spesso se in volgare naturalmente, in forma di inserto nell'imbreviatura o nel mundum del testamento. Le copie autentiche degli inserti volgari si possono ritenere estremamente fedeli per il rispetto formale. Non voglio dirvi, ma insomma è provato. Posso usare l'immagine della fotocopia. Abbiamo più o meno davanti, con buona sicurezza, buona probabilità, una fotocopia, molto precisa anche nella riproduzione di certi particolari minimi, come per esempio l'interpunzione, o addirittura, questa è prova patente di, come dire, di voluta meccanicità, anche di errori. Cioè come si dice tecnicamente, l'atteggiamento è come dire, imitativo, si dice, no? Quindi vengono riprodotti anche particolari minimi dell'originale. Con l'inventario siamo dunque di fronte a un esempio affidabile del veneziano scritto e in una certa misura anche parlato, certamente da chi? Da Marco Bragadin, naturalmente, nel febbraio del 1324. Ora possiamo chiederci se e in quale misura questo testo veneziano corrisponda non solo alla grammatica della lingua materna di Marco Polo, cioè il veneziano. Su questo punto non ci possono essere dubbi per quanto riguarda la sua struttura fonomorfologica e perfino grafica. Il veneziano dell'inventario è senz'altro lo stesso veneziano di Marco Polo, così come piena corrispondenza esiste tra questo, cioè quello di Marco Polo, e la lingua di Giacomo Casada, della lettera ai procuratori. Ma alle parole proprie possiamo chiederci appunto se c'è fedeltà rispetto alle parole proprie usate da Marco Polo, d'accordo, nel dettare i suoi ricordi di viaggio a Rustichello. Anche a questa seconda domanda, io credo, si può rispondere affermativamente. Infatti certi termini dell'inventario, se confrontato con quelli corrispondenti della redazione franco-italiana o toscana del Milione, ci fanno quasi sentire la viva parola veneziana che Marco dettò a Rustichello. Del resto anche da altri termini ed espressioni che pur non hanno una precisa corrispondenza nel libro, alla pari di certi oggetti presenti nella lista del Bragadin, si sprigiona, come da uno scrigno magico, un'intensa luce d'Oriente. Non possiamo dubitare, insomma, che le parole messe per iscritto da Bragadin, a causa della loro natura specifica e tecnica, mercantile appunto, non riflettano proprio quelle usate da Marco Polo per designare nel libro, nelle conversazioni familiari, luoghi, oggetti, merci, animali, colori, come vedremo, rimasti impressi nella sua memoria durante il suo lungo viaggio di andata e ritorno dall'Asia. Ora vi chiederei di aver di fronte la fotocopia che ho chiesto e così ci avviamo alla conclusione. Ecco, una di queste parole che, come dire, del veneziano di Marco Polo che troviamo nell'inventario e che troviamo però in versione evidentemente non veneziana nelle redazioni toscana, francese e tutte le altre che enumeravo prima, è muscio, d'accordo? Bossoli do grandi con muscio, muschio, questo è naturalmente il profumo, no? È l'essenza profumata, come appunto vedete nella colonna di destra invece, no? È prima di tutto la versione toscana che usa moscado, e la parola del testo francese è muscre, così da leggersi verosimilmente, che è appunto la secrezione di una ghiandola ventrale del Moscus moschiferus, cioè un cervide, d'accordo, ancora oggi tutt'altro che estinto, diciamo, descritto in alcune pagine del Milione, che appunto è una parola orientale, persiana, musk, che indica appunto l'animale, attraverso il tardo latino muscus con la U lunga. La cosa interessante è che la forma veneta, esattamente come la forma toscana, mostra di essersi incrociata con il continuatore di musculus, muschio, ovvero muscio anche in veneto, che indica la pianta, d'accordo? Quindi bisogna fare confusione tra muschio, la ghiandola, e muschio, la pianta, però hanno colliso, va bene, si dice in linguistica. Poi varnimento 1 a oro del nasizzo,
questa parola, che è la forma appunto veneziana usata da Bragadin, ma verosimilmente anche dettata, come vi dicevo, da Marco Polo a Rustichello, corrisponde, come vedete nella colonna di destra, Nasicci nella versione toscana e in F, cioè appunto la versione invece franco-italiana, Nassit, d'accordo? Ed è appunto un broccato, un ricchissimo tessuto broccato di seta con fili d'oro di provenienza orientale, corrisponde appunto a una parola di origine, l'etimologia di questa parola è araba, nasi, tessuto, dalla radice nasaia che vuol dire tessere, però di mediazione appunto persiana. Poi appunto la famosa tola una granda de comandamento, che come vedete è perfettamente riflessa nella versione francese, franco-italiana, table d'or de commandement, mentre invece appunto la tavola d'oro nella versione toscana, qui evidentemente sarà stata proprio la frase, evidentemente l'espressione, diciamo, la locuzione usata da Marco Polo. Poi pezzo 2 descendati blanchi Catai, pezzo 1 descendato Zalo Catai è ovviamente la Cina settentrionale del milione, anche questo sicuramente è quindi la parola che usava Marco evidentemente. In rosso sono i termini o i nomi, come in questo caso geografici, che hanno un riscontro preciso nel milione. Quelli che seguono sono invece altri orientalismi che probabilmente appunto Marco Polo portò con sé dall'Oriente, diciamo così, e che tornano soltanto, sono attestati soltanto nell'inventario, ma sanno di Oriente appunto, no? Kamokha, anzi la Kamokha blava, che è un altro tessuto molto prezioso in seta damascato e broccato, che è una parola di origine persiana, Kemcha, da notare che appunto perché il sostantivo A finale qui in questo nostro testo di Bragadin è di genere femminile, mentre invece nelle più tardi attestazioni d'area italiana il sostantivo di genere maschile. Bakami è un altro appunto orientalismo, in particolar modo appunto una forma persiana che indica un particolare colore, una particolare tonalità di rosso, quindi anche il campo dei colori, così importante naturalmente nel mondo mercantile, diciamo così, l'Oriente ha lasciato traccia di sé anche in questo campo e appunto troviamo documentazione nell'inventario se non nel milione. Pezza una de seda quasi cambia color qui ha valore, è un composto naturalmente imperativale si dice, ma ha valore aggettivale, no? Cangiante vuol dire. Ed è, io credo, un adattamento, una traduzione adattamento dell'arabo Abu Kalamu, che significa appunto camaleonte, usato anche come aggettivo e sostantivo per indicare un particolare tipo di seta cangiante, appunto, no? Che cambia il colore a seconda dell'incidenza della luce del sole. Drapo de seda chinicato, questo invece ci avviciniamo più a Venezia, diciamo, e al Mediterraneo, se non altro perché è un bizantinismo che, va detto, fino a quando abbiamo studiato insieme questo documento era rimasto del tutto ignoto e anzi mal compreso, devo dire. È evidentemente appunto il greco bizantino Knikatos, naturalmente c'è l'epentesi, si dice un parolaccio, insomma, una vocale inserita, no, nel gruppo consonantico kn, non pronunciabile, diciamo, in bocca italiana. Lo stesso fenomeno per cui per esempio al sud dicono Bettalemme invece che Betlemme, o Etna, va bene, o pissicologo, ecco, quel famoso, o pneumatico, eccetera. Chi ne ha di più ne metta, insomma, e che viene appunto dal greco bizantino knitos, scritto con l'eta, ma naturalmente siamo ormai in epoca di itacismo, che vuol dire appunto cartamo. Il cartamo è il falso zafferano, quindi una bellissima sfumatura di colore giallo-rossastro, va bene? Tra l'altro le redene d'Oi a cui faceva riferimento Alessandra certamente colpiscono a Venezia, no?
ironia facile, lasciatemela fare a me padovano, Venezia, il veneziano che ha la macchina cosa fa? Nel Medioevo cosa fa il veneziano con i cavalli? Si usavano naturalmente anche a Venezia, ma voglio dire, comunque queste redini sono particolarmente preziose, tanto è vero che sono colorate di color cartamo, va bene, e al tempo stesso l'azzurine, che è la forma senza descrizione dell'articolo, scusatemi, poi mi potrete lapidare, ma vuol dire, con la L ancora, vuol dire azzurrine. No? È un manufatto prezioso anche questo, come si vede anche nella sua valutazione nell'inventario, e con ogni probabilità è un regalo orientale che viene i mongoli, ovviamente i Kublai, eccetera, vivevano a cavallo, come sapete. Ancora oggi la carne alla tartana, sapete bene perché si faceva, perché la cuocevano mettendola tra la sella e la pelle del cavallo, d'accordo? Vivevano col cavallo, erano un'unica cosa insieme con il cavallo. Tanto è vero che il verbo in mongolo per indicare andare, come andare semplicemente, d'accordo? È un verbo che significa propriamente cavalcare, d'accordo? È verosimile che queste preziose e coloratissime redini siano state date a Marco Polo da qualche importante figura del regno di Kublai, o Kublai che dir si voglia. Altro colore, Udi, finora totalmente frainteso dagli editori di questo importante documento, che è un altro, questa volta arabismo, che qui probabilmente è passato attraverso il persiano, che vuol dire colore del legno in assoluto. Uhud vuol dire in arabo legno. Allud è il legno, da cui il nostro liuto. Il colore del legno, di un legno particolare, del legno per antonomasia, che è il legno aloe. Il legno aloe profumatissimo, pregiato, ce n'è traccia anche nell'inventario, e che aveva un colore particolare, simile appunto all'ebano, d'accordo? Quindi nero, era una sfumatura di nero, d'accordo? Questo Udi che, come vedete, quasi finora si leggeva Verdi, ma che senso ha Verdi? Anche sbagliato dal punto di vista grammaticale, insomma, che la una Verdi, no, verde sarebbe stato eventualmente. La cana e la canna, sicuramente questo è un altro tipo di adattamento linguistico, verosimilmente, però appunto io ho proposto, mi pare trovando consenso, insomma, che questa piadena una decana, scudela una decana, piadenelle 3 decana, scudela una decana, sono stoviglie. Allora, le stoviglie, verosimilmente, allora si intendeva finora canna palustre, cioè di vimini più o meno, ma provate appunto, ho detto, a mettere del brodo dentro una piadena di canna, credo che non vada bene. Probabilmente questa canna è il bambù, cioè ancora un tocco, diciamo così, orientale, e come dice il linguista Cardona, il grande Giorgio Raimondo Cardona, ha notato appunto che il bambù questo parlando naturalmente della canna, che così viene nominata nel milione toscano, la canna appunto fino a metà Cinquecento viene sempre indicato il bambù col nome generico di canna. Bambù è una forma indiana che è documentata in Italia dalla fine del Cinquecento. E poi vabbè, alla tartaresca, i strani animali, d'accordo? Ecco, per finire, il sacchetto uno de pelo che è della bestia, qui non si capisce che bestia sia, perché dice così, della bestia, come dire, il termine è testualmente irrelato. Si è proposto da parte di storici di valorizzare, per intendere questo passo, un cenno del Ramusio, quindi del letterato e importante anche editore di testi di viaggio, d'accordo, del Cinquecento, che sicuramente aveva diciamo, accesso a notizie su Marco Polo che noi non possediamo più, testi anche, diciamo, sicuramente ha lavorato molto di fantasia, spesso inventando
Però in alcuni casi è attendibile, no? Si è pensato appunto che si tratti, sulla base di un passo appunto di Ramusio, di pelo di yak, questa figura di altro animale naturalmente del centro Asia. È quel passo che vi ho riportato nella fotocopia. Ivi, appunto, nel regno di Erginul, si trovano molti buoi selvatici, questa è la versione di Ramusio. I loro peli sono in cada una parte del corpo bassi, eccetto che sopra le spalle. Qual pelo, ovvero lana, è sottilissima e bianca, e Messer Marco ne portò a Venezia come cosa mirabile, e così da tutti che la viddero fu reputata per tale. La bestia, non altrimenti specificata, ho aggiunto perché Marco non è Adamo e può nominare le cose e gli animali, dovrebbe appunto essere lo yak, è verosimile questo. Quindi questa bestia fa parte, il pelo della bestia dovrebbe essere qualcosa, come dire, un'espressione appartenente al lessico familiare, come ho proposto di spiegare, insomma, con riferimento al titolo della Ginsburg, del famoso libro della Ginsburg, un'espressione che è qualcosa, il pelo della bestia che faceva vedere ogni volta Marco Polo quando aveva qualche invitato in casa, insomma. Non si può dire che sia riuscito io a recuperare molto con questo elenco che vi ho fatto del veneziano di Marco Polo, di questo fantasma a cui volevo dare la caccia, ma questo poco mi basta perché mi scalda il cuore. Grazie. Bene. Allora, l'ora è tarda, non so se ci siano domande, ma su questa... Prego. Professore, lei ha accennato a questi contratti di colleganza che erano abbastanza comuni a Venezia per gli investimenti che si facevano. Le volevo chiedere, questi contratti di colleganza erano sottoscritti da chi partecipava allo stesso contratto? Perché se Marco Polo lascia tra i beni in eredità anche questi contratti, la ricerca di documenti riferiti a questi contratti, se era un obbligo, una consuetudine che i soggetti che vi partecipavano li sottoscrivevano, potremmo trovare, adesso non so nella ricerca che lei fa, anche questo elemento che magari un contratto di colleganza che è oggetto dell'eredità, magari scopriamo che ci sia anche la segnatura, la firma di Marco Polo. Volevo solo chiedere se questa è un'opportunità, una possibilità. Certamente è un'opportunità. Nell'inventario sono ricordati 2 sacchi pieni di carte di colleganza. 2 sacchi possono probabilmente anche indicare centinaio, forse anche di più, di contratti di questo tipo. Bisognerebbe trovarli, bisognerebbe avere... Sì, se capitassero tra le mani, tanto sarebbe sicuramente, basterebbe la presenza del nome di Marco Polo nel testo, naturalmente, per rendere subito il documento di primaria importanza, ma non è affatto escluso, sulla base appunto di quella caratteristica della documentazione veneziana di carattere privato, che ci possa essere una firma di Marco Polo. Io spero che possa venire fuori. Certo, non si può, come dire, andare alla ricerca di tutto solo per questo. Come spesso avviene in archivio, di solito si trova ciò che non si cerca e non si trova ciò che si cerca. E questa è una regola molto consueta, sì. Si cerca e si viene trovati. Questo era quello che diceva la dottoressa Tiepolo. Cercate, ecco. Però poi difatti a distanza di 10 anni trovavo le cose che mi servivano per una ricerca di uno... Certo. È così. Comunque sono i notai. Quando lei parla appunto di colleganze, di contratti, vanno cercati nei notai, solo che i notai veneziani hanno... cosa avremo? 12.000 buste di notai, quindi, ma è così che è venuto fuori per esempio il testamento di Agnesina che ha trovato Marcello Bolognari, sfogliando il protocollo di un notaio. Peraltro, allora molto banalmente, nel protocollo il notaio copia
e registra gli atti mettendoli nella bella forma. In quel caso è più difficile che ci siano le sottoscrizioni autografe, però già al trovare massimo ci sono i testimoni autografi, però già trovare un contratto di Marco Polo con qualcuno no, mica lo butteremo via. E quindi nei notai è la ricerca, mi pare, è la strada che stanno percorrendo adesso i ricercatori che si sono, diciamo, fiondati su Marco Polo. Adesso, quindi, cioè fra pochi mesi dall'uscita del codice diplomatico. Vabbè, comunque è la pista, proprio quella di cercare negli archivi notarili e vedere se Marco Polo ha lasciato traccia di sé. Colleganza, compravendita, perché c'è anche una compravendita di una casa che lui fa a un certo punto, quindi i notai, sicuramente i notai, questa è una delle strade. A me pare sempre incredibile che non venga fuori un autografo di Marco Polo, devo dire. Poi veramente, no? Tutti i sindaco di Venezia, pubblicità subito, userebbero questo... Una domanda, non so se c'entra, però mi interessa molto. È chiaro che quello che leggiamo nel Milione, si è già detto 1000 volte, non corrisponde alla realtà, eccetera, eccetera, eccetera. Però c'è qualcosa di suo sicuramente di Marco Polo, no? Ecco, però nell'uomo medievale lui va in Oriente, vede da tante delle cose. Come fa, mi domando io, a descrivere delle cose, animali, piante che non sono reali ma sono immaginarie? Perché, cioè, dico io, lui vede, no? Non può riportare quello che è stato detto, perché a questo punto sarebbe giusto capire che sono cose fantastiche. Ma dubito che lui volontariamente dica delle cose fantastiche che non so, ecco, c'è una frammistione che non riesco a capire come poteva essere da un uomo medievale questa cosa qui, anche se c'era il senso del mistero, no? Non so se bisogna è corretto. No, intanto tu. No, bisogna tener conto, appunto, per esempio, ho in mente la descrizione del coccodrillo che fa, no? Certo, non è possibile che l'abbia visto come una specie di serpentone che però mangia gli uomini, appunto. Lì è anche possibile, è stato ipotizzato che in alcuni casi bisognerà sicuramente pensare a questo, alcuni animali o alcuni oggetti non li abbia visti con i propri occhi, ma li abbia sentiti raccontare, in qualche maniera. Certo, per esempio la descrizione che fa del Moschus moschiferus, questo cervide da cui viene estratta questa ghiandola odorifera, che veniva usata normalmente, diciamo, nell'industria profumiera e anche farmaceutica medievale, è molto precisa, perfino arrivando alla descrizione di questi due dentini, queste due piccole zanne che escono a questo animale molto grazioso, sembra quasi un antilope, almeno ai miei occhi, che non capisco nulla, però poi ha questo particolare vampiresco, è un po' straniante, ma lui lo descrive molto bene, e sicuramente, appunto, no, erano anche animali in qualche maniera addomesticati da Kublai all'interno del suo palazzo, cioè nel suo giardino, del parco, diciamo, c'erano moltissimi, come chiamarli? Moschi, Moschus moschifero è il nome scientifico. Ma scusi, ancora un'ultimissima cosa, non c'era questo desiderio di andare a vedere questo famoso regno del prete Gianni, di vedere il paradiso terrestre? Prete Gianni, anche lì è pura, è tradizione, è tradizione. Però ci credevano tutto sommato. Sì, ci credevano. Quello che non è... Ecco, da questo punto di vista, ripeto un consiglio bibliografico che ho dato durante la mia lettura, cioè mi pare che si possa fare riferimento al bel libro di Marina Montesano da questo punto di vista, perché approfondisce con grande particolarità, adesso è stato appunto ristampato dalla Salerno Editrice per l'occasione naturalmente del centenario, e da questo punto di vista
come dire, la descrizione dell'Oriente è molto approfondita da la descrizione dell'Oriente di Marco Polo è approfondita con grande efficacia, diciamo, a mio parere. Elisabetta, io ce l'ho, ti mando il frontespizio. Tornando alla tua precedente domanda, la volta scorsa Andrea Nanetti con l'intelligenza artificiale ha mostrato le possibilità. Allora, ha preso la descrizione del rinoceronte, così come compare nel milione, e l'ha assemblata. Perché la descrive nelle sue varie parti e poi cercando naturalmente di utilizzare immagini disponibili, perché una bella immagine che lui ha detto è: così come i miniatori che riproducono nei certi passaggi del milione, riproducono gli avvenimenti. Ma il liocorno, no? Quello che lui descrive come l'animale, viene tradotto con il liocorno, perché i miniatori occidentali hanno questo nella testa e quindi non ricostruiscono dalla descrizione di Marco Polo, ma traducono con le immagini visive che hanno a disposizione. E lui dice: con l'intelligenza artificiale dobbiamo fare attenzione, perché se noi mettiamo la testa del leone nel passaggio in cui Marco Polo descrive quel ponte molto lungo che ha tutte le teste del leone, ci viene una immagine che ha mostrato di un leone che non è asiatico, è un leone africano, perché questo è quello che si scarica. Allora, tornando al rinoceronte, ha assemblato, scaricando da parti che sono a disposizione nei vari siti, ha assemblato ed è venuta fuori un animale un po' strampalato, ma molto simile al rinoceronte vero, cioè al rinoceronte così come esiste magari 700 anni sono passati anche per lui, però sostanzialmente. Quindi quando, è quello che dicono gli storici, quando Marco Polo ha visto di persone con i propri occhi, le sue descrizioni sono attendibili e rinviano effettivamente a animali, città, piante, fiumi, che in qualche modo, anche nel cambiamento, ma possono attualmente ricondursi. Quando invece la narrazione proviene per sentito dire, allora è chiaro che è molto meno pregnante, molto meno aderente. Ecco, è l'ora dello spritz, giusto?